Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Facciamo un po' di chiarezza sulla questione dei bar e delle movide. Questa brutta parola che viene utilizzata. Io mi sono incazzato un paio di settimane fa e ho fatto male ad incazzarmi. Ma ho fatto bene ad incazzarmi perché sono stato il primo ad incazzarsi. Adesso si incazzano tutti, ma io ho le prove di essere stato io il primo ad incazzarmi. Ma facciamo chiarezza perché abbiamo riaperto i bar ed è giusto che i bar ritornino alla loro attività economica ed è giusto che i giovani ritrovino la loro socialità e vadano con i giovani. Ma se i giovani che vanno con i giovani vanno nei bar, saremo costretti a chiudere i bar. O se i bar che vanno nei bar dove ci sono i giovani, che vanno con i giovani, saremo costretti a chiudere i giovani. A meno che i bar non vadano con i giovani che non vanno con i giovani che vanno nei bar, o i giovani che vanno con i giovani non vadano nei bar. Guardate, per fare ancora maggiore chiarezza, non è una questione di spritz o non spritz. Si può vendere lo spritz purché nessuno compri lo spritz, perché se tutti comprano lo spritz saremo costretti a chiudere gli spritz. Volete uno spritz? Non si può. Io lo tengo qui per fare chiarezza. È a Palazzo Marino, non lo bevo. Buongiorno Milano da Corso Buenos Aires, dove è in funzione la nuova pista ciclabile. Ben ritornati a Palazzo Marino. Ultima cosa, molti mi chiedono: Sindaco, abbiamo riaperto i parchi, ma perché non avete riaperto i giochi per i bambini? Cosa possiamo fare con i nostri bambini che vedono i giochi lì alla loro portata e non ci possono andare? Non mi stancherò mai di dirlo. Prendete per mano i vostri bimbi e portateli sotto i giochi. Fategli vedere le altalene e ditegli: ti ricordi com'era quando si andava in altalena e ti spingevo e tu andavi avanti e indietro? Perché, signori, la memoria è importante e un popolo senza memoria non è un popolo. Buona giornata. Almeno uno spritz potrò berlo. Fun.